c'è la rubrica sul dialetto. Gli affezionati la conoscono, per chi non la conosce, semplicemente noi siamo convinti che il futuro sia fatto di dialetto. Non è vero, lo speriamo. Faremo una rivoluzione, io andrei a Google sul dialetto prima o poi. Nel senso che noi ci siamo incontrati anche grazie al dialetto, parliamo in dialetto, ci piace parlare in dialetto, non ci vergogniamo affatto di parlare in dialetto, e quindi anche se uno parla cinese, abbiamo detto altre volte, tedesco, francese, tutte le lingue poliglotti che volete, a noi il dialetto piace. E non intendiamo certamente battaglie politiche, come sapete, spesso viene fatto anche questo, non ci interessa niente. A noi interessano un po' le nostre viscere, perché quando che si incassano in dialetto, è un'altra storia. Non sai dire che stai zitto, mole che... È tutta un'altra roba o no? Sei un'altra roba o no? Bene. Quindi se qui oggi ci sono persone che non parlano in dialetto e non lo capiscono, ci dispiace, ma ci prendiamo questo momento per noi. Cosa farò? Vi dirò una frase e per alzata di mano mi direte se avete capito esattamente tutto quello che io dico, che non significa un quarto o capia e altro no, boh, tutto. Quindi se tutto, alzate la mano. È proprio una prova per vedere anche alcune facili, altre meno. La prima facilissima, direi. Elga, mi ritorno nel tono diretto adesso. Elga un graton del zenoccio, per quello sei da brontolare. Sì, bravetti, fin adesso è proprio vedo abbastanza bene. Quindi, graton cosa vuol dire? Boh. Ha un graffio nel ginocchio, per quello continua a brontolare. È il verbo settare, no? Settare, quanto bello settare. Prossima. Navacada un co, navacada domani, pa forza che se vada al specchio facendosi schifo. E anche a questa ne vedo abbastanza scienziati. Vacada ho tradotto con indecenza, andrà bene. Più o meno, perché una vacata è anche una stupidaggine, sì, no? Diciamo, un'indecenza, una stupidaggine oggi, una stupidaggine domani, per forza che si guarda allo specchio e si fa schifo. L'ho italianizzato un po', ma ci siamo capiti. Prossima. Questa non sarebbe tanto vicentina, si dice più in altre province, però se la dico voi capite benissimo quello che si sta dicendo. Sito sta battesà con l'acqua dei folpi. Ricordi una dicevamo tempo fa. Sito sta battesà con l'acqua dei folpi. Chi non l'ha capita per alzata di mano? C'è qualcuno che... Allora, i folpi, i folpi, no? Fin qua che siamo. Oggi si dice questa roba a uno che sei tonto, tipo, no? Uno che deve svegliarsi fuori. Ma sì, tu stai battezzando con l'acqua in folpi. Come dire, riaffetta. In realtà, in origine, ho scoperto, soprattutto sul fronte veneziano, si diceva ai bambini che non stavano mai fermi. Perché? Perché i tentacoli gli sembrano muoversi, no? Ok? Poi però, ovviamente l'oralità ha cambiato le cose fino a che oggi si dice soprattutto a una persona che non gli fa massa. Si dice poco da noi, si dice più verso padovano, veneziano. La prossima. Se potesse che fracare la testa in tel secciaro ma pieno di acqua. E qua vi vedo bene, a parte l'azione. Se potessi gli comprimerei, questo verbo fracare mi crea sempre problemi. Fracare, comprimere, urtare, schiacciare, fracare. Vabbè. Gli comprimerei la testa nel... In italiano? Avete difficoltà schiacciati? E il secciare in italiano? Ciao, magari così. L'acquaio? Altro che acquaio? Nell'acquaio ma pieno di acqua, quindi una roba un po' violenta.
il lavabo in realtà se è un regionalismo, se può proprio dirla tutta, quindi tutti dicevano un po' è il lavabo, ma se è un regionalismo, tagliamo a Firenze non dicono è il lavabo. Vabbè, segmentari da reddito. Gabriele Sconto 5, questa è una parola che non si usa proprio più, se c'è qualcuno che la sa, tanto del cappello. Mi è stata confermata da un anziano che ha un'ottantina d'anni, il quale mi ha detto che la usava suo papà. Quindi stiamo dovendo parlare proprio un po' di anni fa, vediamo se qualcuno la sa. Gabriele Sconto 5 bisate in Caneva, qualcuno le va a trovare. Bisate. Ma io non lo sapevo. Tutti a vecchia guardia o quasi, oppure che c'è qualcuno che va a pescare. Cos'è la bisata? Però pensavo che fosse invece molto. Avevo fatto un test Balzano, ma mica io cosa cos'è? E invece vedi, c'è gente che lo sa. La bisata. E prossima, in Costa Beppi Leppi bravo. Taccunare. Taccunare. Cosa vuol dire? Rammontare. Sì, che sta. Ho scoperto, pochi adesso perché faccio la traduzione poi dico. Il che cosa Beppi è più bravo? Raffazzonare, no? Aggiustare su. No? Ho scoperto che in Friuli, non lo sapevo, tacconare, chi lo sa? Sei friulana? No, ma lo sai. Tacconare è tutta un'altra roba, che ha a che fare col sesso. Tacconare qua in Vicentino. Di che epoca? Io non ho mai sentito uno che va a tacconare uno. Sì. Ugo, ti sì la voce del verbo su questa roba. Mai sentito? Dove io vado? Comunque dai, fate gli scherzi. Tacconare in Friuli vuol dire quello che avete fatto. Prossima. Su Santola io diceva sempre molighe di sigare. Questa è la facilità, dai, questa è la facilità. Sua madrina glielo diceva sempre piantala di urlare. Prossima. Questa prossima parola la si sente, però vabbè, prima la dico. Te puoi certo bevere il vin de toni, ma il te stomega paure dopo. Stomegare, non perché dice Morgan, sia il buon libera l'ossa malo. Stomegare, se robe, uno nauseare, giusto? Ma se anche quando una persona te delude, e mega stomegare, vero? In questo caso ovviamente no, è dare la nausea, cioè traduco, puoi di certo bere il vino di Tony, ma dopo ti dà la nausea per ore. Quindi sta cosa dello stomegare mi ha sempre un po' incuriosito. Prossima, e qua entriamo nelle ultime due che di solito è sempre disegno per teorici di filosofia e degli esperti in meccanica quantistica. Boh. E questa che vi dico adesso, cosa l'immagine? Ghetto mai visto al veterinario come che fa cose devono nascere il vedeletto? No, che dice altro, come? Vitto il me brasso e va tutto retto. Non faccio commenti che non usato solo l'immagine, in realtà mi ricordo proprio vive perché mi ricordo mio nonno. Hai mai visto come fa il veterinario quando sta per nascere il vitellino? No, come? Vedi il mio braccio? Va tutto dentro e ovviamente penso che abbiamo capito dove, no? Ultima, sento che sono il nome che davino Lucio? No? È Luamaro. In versione soft. Sai che nomignolo lo davamo a Lucio? No, lo sporcaccione, mi piace come è Luamaro. Che Luamaro, tornando all'argomento del primo, vabbè, secondo mio, buon applauso, grazie.